Ultima gara di campionato ininfluente ai fini della classifica finale per il Caggi, che rende visita al Bucalo di Santa Teresa di Riva alla Valdinisi. Giallogranata sicuri della partecipazione al playout che si terrà tra le mura amiche contro il Città di Acicatena. Si deciderà domenica 21 aprile la permanenza del Caggi nel campionato di promozione. Questo è l'11 scelto dal tecnico Adornetto per la penultima gara stagionale, erando in porta Santitto, Campanella, Buemi, Vitale, Mazza, Brunetto, Dallura, Scalesi, Lanzoni e Costanzo. Dirige la partita Francesco Rao di Messina, quando grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo passiamo al fin di questa sfida, che si apre al quarto con Ventra dalla destra, tiro cross su cui Cicala non arriva per poco. Al decimo riposo in profondità, innesca a Palmieri che si accentra e calcia, trovando la gran risposta di Rando, sulla quale si avventa la Rocca che manda incredibilmente fuori. Al quarto d'ora la Rocca per campo di tacco restituisce la sfera di nuovo alla Rocca, calcia, centra in pieno il Legno con il piattone. 2 minuti più tardi Puglisi per Cicala, calcia anche lui in porta, provvidenziale intervento da parte di Rando. È un monologo dei locali, Ventra apre per la Rocca, ci prova ancora con il destro, deviazione in corner dell'estremo difensore Gaggitano. Giallogranata che battono un colpo prima della mezz'ora, Scali si apre per Santitto, la respinta però da parte di Cacciola al 42esimo e Ventra a sbloccare il parziale con questo mancino potente a bucare i guantoni di Rando, non esente da colpe in questa occasione. Va così in archivio la prima frazione di gioco. Passiamo allora, grazie al montaggio a cura di Mirko Giacopello, al film della ripresa. 2 minuti al rientro in campo delle formazioni. Puglisi per campo che arma il mancino a salve, facile preda da parte di Rando. 2 minuti più tardi sempre Fabio La Rocca a provarci con insistenza, non va bene il mancino, il destro viene rimpallato, respinto da Rando per la doppietta di Ventra. Al 52esimo Cicala per Palmieri col mancino, respinta sulla linea di Dallura, poi Puglisi sposta il pallone sul mancino e Rando con questo gran colpo di Reni salva porta e risultato. 1 minuto più tardi scucchiaiata in area di Mattias Puglisi per Fabio Campo, lasciato colpevolmente solo, stop con il petto ed esterno mancino sulla rete. Doppio cambio per mister Adornetto che getta nella mischia Raneri e Criato in luogo di Lanzoni e Costanzo. Segue l'ingresso in campo di Iannello per Scarilisi, arriva però il tris della Valdinisi, ma entra dentro per Palmieri sotto la traversa, uno spettacolo. Gli under della compagine di mister Frazzica, dentro intanto anche lo giudice per Buemi. All'81esimo cross dalla destra di Santitto per Raneri, prova un colpo di tacco, gran risposta da parte di Trimarchi e poi di Natale, ancora esalta riflessi del numero 12 della Valdinisi. A 5 al termine Ventra brucia Iannello, apre il piattone a trick e poker per la Valdinisi che chiude come meglio non potrebbe il proprio campionato, attesa ora dalle semifinali di Coppa in gara di andata e ritorno contro il Vittoria. Saranno invece playout contro la Cicatena tra 7 giorni per il Caggi. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima.